Ciao a tutti amici di Mattoscacco, bentrovati. La partita che vi propongo quest'oggi è stata giocata recentemente ai campionati mondiali Blitz e vediamo come protagonisti Hikaru Nakamura, giocatore fortissimo statunitense dall'alto dei suoi 2900 punti, è lo Blitz, dovrebbe essere il numero uno a livello mondiale di sempre, e un suo avversario di nome Sergei Yudin, 2600 punti per lui, mica male. Vediamo subito com'è andata la partita. Con il bianco il giocatore degli Stati Uniti gioca E4, il suo avversario gioca D6 e su D4 cavallo F6 per poi giocare questa sequenza di mosse che porta nel pieno dell'apertura Philidor. Infatti su cavallo F3 e cavallo D7 questa è una delle posizioni principali dell'apertura Philidor. Quali sono le idee del bianco? Il bianco chiaramente di mosse a disposizione ne ha parecchie. In un precedente video qui sul canale di Mattoscacco avevo commentato una partita con una mossa molto rara, però vado un po' a memoria, credo quasi un anno fa, in cui il bianco qui decide di giocare un piano curioso, creativo, con la spinta del pedone G4, approfittando del fatto che il nero ha questi due cavalli che si difendono tra loro, il cavallo in D7 è un po' di intralcio per lo sviluppo armonico della posizione. Nakamura decide di giocare in questo modo, che è molto interessante, ed è quello che realmente io cercherò di consigliare anche in futuri video. O comunque sia, anche io stesso cercherò di approfondire un po' di più queste sequenze. Alfiere C4, alfiere 7, posizione principale, e dopo Rocco per il bianco e Rocco per il nero, a questo punto A4, la risposta tematica del bianco. Consiglio: quando non avete chiaro cosa fare, prendere spazio ai lati è sempre qualcosa di utile, o comunque sia, se prendere spazio ai lati da una parte migliora il nostro controllo all'interno della scacchiera, dall'altra non altera probabilmente la posizione. A 4 per il bianco l'idea potrebbe essere a 5, forse a 6, e il nero decide di interagire anche lui al centro, di dire la sua, cercando di controllare case centrali e in alcuni casi minacciare D5. Dovete anche sapere che tra le tante possibilità del nero non è da sottovalutare un'idea del genere. Io catturo al centro, non mi riprende, gioco D5 forchetta, e questa semplificazione potrebbe aiutare un po' il nero a non soccombere o comunque sia non cadere in qualche tranello tattico del bianco, quindi rimuovere pezzi della scacchiera chiaramente aiuta per non essere attaccati. Il bianco qui ha giocato torre 1. È vero che io potrei proseguire esattamente con la stessa idea di prima, però su una mossa come cavallo 4 probabilmente qui immagino che si possa proseguire con cavallo per E4, D5, alfiere D3, e quando tu mi catturi mi ritrovo con una torre in attacco pronta a dirigersi contro la rocca avversario. In partita, dopo torre 1, è avvenuta la cattura centrale. Nakamura riprende di cavallo e qui gioco un piano che diciamo trovo molto interessante, anche molto semplice da giocare, che è il seguente: H3, logica per evitare possibili salti, e questi sono salti sempre molto pericolosi. Dopodiché il piano giocato da Nakamura è molto lineare ed è quello di piazzare un cavallo in F5 per assicurarsi la coppia degli alfieri. Per quale motivo? Diciamo che questo cavallo è pronto a prendere l'alfiere di case scure. L'alfiere di case scure del nero è colui che regge la difesa. Questo pedone D6 potrebbe essere facilmente attaccato, perché io potrei posizionare una torre in D1, forse posiziono l'altra in D1 o chissà un alfiere in F4. Come vedete, se cade questo alfiere, la pressione e l'attacco sul punto D6 esiste e cercherò di portarla a termine durante il corso della partita. Quindi su cavallo F5 la scelta potrebbe essere andare via in F8, però anche qui bisogna fare attenzione. Questa coordinazione è molto forte contro l'arrocco corto, perché dopo H6, che sembra una mossa logica per scacciare i pezzi del bianco dall'attacco, arriverebbe cavallo per H6, scacco, il pedone riprende e l'alfiere, in coordinazione con la donna che il bianco ha posizionato tante mosse fa, chiaramente ne ha ragione. Dopo cavallo F5, Sergei Yudin, quindi il nero, ha deciso di cambiarlo e quindi si raggiunge questa posizione qua. La donna ritorna in F3, si sottrae al cambio, il nero l'attacca, la donna ritorna nella posizione di partenza, e questa è una posizione che merita attenzione.
perché il gioco che ha creato il bianco in diciamo, la posizione raggiunta lo aiuta da una parte a immaginare possibili avanzate di pedoni, quindi io creo questa sorta di valanga di pedoni, li voglio portare in avanti per attaccare il mio avversario. Ok, legittimo, fattibile, difficile da contrastare. Dall'altra parte, quest'alfiere potrebbe essere protagonista, perché comunque sia attraversa una diagonale centrale, passa per il centro della scacchiera è aperta, e dettaglio non da poco la coppia degli alfieri, la presenza della coppia degli alfieri con il centro aperto. Il nero gioca H6, in bianco alfiere 3, dunque alfiere F8 e F4. Inizia l'avanzata. Don F3 ritorna nella posizione di partenza, controlla tutte case importanti e case di passaggio per eventuali pezzi del nero, e Don C7 sulla scacchiera. A questo punto alfiere D4. La minaccia è semplice, evidente, vogliamo rovinare la struttura pedonale avversaria per provare a entrare in un finale favorevole. Però devo fare attenzione perché ci sarà un momento in cui questa cattura è forte e un momento in cui sarà ancora più forte a mantenere questa alfiere in gioco. Se io catturassi adesso, è chiaro che rovino la struttura pedonale, però il giocatore, che magari è un po' in difficoltà, e qui forse il nero si considera un po' in difficoltà, e da parte sua cercherà controgioco con l'alfiere di colore opposto a quello dell'avversario. Quindi il nero qui probabilmente deciderebbe di spingere in D5 per liberare l'alfiere di colore opposto e far pressione sul punto F4. La presenza di alfieri di colore contrario garantisce al giocatore che sta peggio un margine difensivo. Quindi torre A D1 A6, re H1 e a questo punto B5. Come vedete il nero non considera che questa cattura sia un problema e permette al bianco di farla durante il corso della partita. Però qui Nakamura, che probabilmente ha immaginato questa posizione da prima e stava aspettando il momento giusto per catturare, decide che questo sia il momento giusto, quindi ha aspettato che il nero facesse B5 per catturare in F6. È il momento di manovrare. Il fatto di aver fatto B5 indebolisce il pedone C6 e quindi il cavallo potrebbe dirigersi lì al centro della scacchiera, zampettando o comunque sia saltellando sia a destra che a sinistra. Il cavallo in D4 chiaramente è fortissimo. Arriva il cambio in B5, una possibile cattura con il pedone C, chiaramente darebbe facilmente gioco ai pezzi bianchi. L'occupazione della casa centrale con l'alfiere, con il cavallo, ne darebbe ragione, e quindi il nero è costretto a prendere con il pedone laterale dal lato verso il centro. La partita prosegue finché Nakamura decide finalmente che è arrivato il momento di centralizzare i suoi pezzi. Il cavallo è pronto a saltare in F5 facendo pressione su H6, però H6 è già difeso da quest'alfiere, allora il cavallo da F5 vuole attaccare il punto D6. B4 per cercare complicazioni e torre per D6. Torre per D6 è chiaro che è un pedone in presa, però è un pedone che si trova sulla diagonale di quest'alfiere. Vediamo chi ha visto meglio, perché il nero riprende in C3, il bianco riprende, e adesso torre B7 crea questo attacco. Nakamura, probabilmente sicuro di sé e comunque sia notevolmente più forte, si limita a catturare pedoni. Torre per C6, torre B2, e a questo punto è il momento di aprire la posizione. Pedone 5 è molto interessante perché libera la diagonale di quest'alfiere che minaccia sia il cambio ma minaccia anche la creazione della batteria. Quindi coordinazione alfiere donna sulla stessa diagonale. Infatti nel momento in cui si crea la batteria c'è la minaccia immediata di matto. F5 evita questa minaccia, ma cavallo per F5 riapre la diagonale e a questo punto non resta che stringersi la mano, riconoscere la sconfitta. Questa è una partita molto bella e lineare da parte di Hikaru Nakamura al campionato mondiale Blitz. La rivediamo rapidamente. Quindi 4 di 6. Dopo questa sequenza di mosse siamo rientrati nell'apertura Philidor, dove il bianco ha giocato la linea principale. Ricordate che questa mossa che ha giocato il nero, questa spinta in C6, spesso vuole cercare di dar noia con la spinta in D5. Quindi torre 1 sulla scacchiera, e dopo queste semplificazioni l'alfiere si nasconde lì dove il nero potrebbe dimenticarsene. Effettivamente quell'alfiere in A2 per adesso non ha alcun ruolo, però tra qualche mossa
come avete visto, diventerà più forte per via del cambio di quest'altro alfiere. La partita proseguita in questo modo, cavallo e5, donna d1, inizia l'avanzata dei pedoni del bianco con la spinta in f4, dopodiché si raggiunge questa posizione. La tentazione e l'idea di cambiare in f6 esiste, ma Nakamura aspetta che sia il bianco a sbilanciare il suo gioco, o meglio, il nero a sbilanciare il suo gioco. Infatti, raggiunta questa posizione, e sicuramente sta meglio il bianco finché, catturati dei pedoni, si raggiunge quell'idea in cui si apre la diagonale, si crea la batteria vincente e a questo punto il bianco ha vinto. Spero che questa partita vi sia piaciuta, l'ho trovata molto utile, didatticamente valida, ve l'ho proposta, l'invito è sempre quello di seguire i social di Mattoscacco, appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!